d'Arzino si estende da Preone, dove nasce, e sbocca a Pinzano, esattamente sulla Pontaiba, e entra nel tagliamento. Sviluppa circa 53 km e nel suo primo corso forma delle cascate. Quando entra nella piana di San Francesco, entriamo nel comune di Vitodasio, fino ad arrivare alle località balneari, Curnila, che forse è anche la più rinomata, e scendendo ancora arriviamo sotto Anduins e Casiacco, dove ci sono le altre località balneari insieme con Perth, dove diciamo d'estate potete vedere tantissime macchine, tantissima gente nell'acqua. Lungo il corso chiaramente passa quasi tutti i paesi del comune di Vitodasio. Passa per San Francesco, passa per Pielungo, passa per Anduins e passa per Casiacco. E scendendo arriva a Pielungo, dove c'è il castello e dove è il paese che ha dato i natali al conte Giacomo Cecconi. Conte Giacomo Cecconi, un personaggio illustre della Val d'Arzino, bambino analfabeta, dovuto andare a lavorare a Trieste per poter vivere, per poter mangiare, ed è tornato un conte e ha fatto del bene alla Val d'Arzino, perché oltre ad aver sviluppato i cantieri, aver sviluppato la strada che da Anduins porta a San Francesco e Pielungo, ha dato lavoro a tutti i valigiani e ha avviato la scolarizzazione della Val d'Arzino, in quanto le scuole ce n'erano ben poche, soprattutto anche scuole per imparare il mestiere del muratore o dello scalpellino. Abbiamo ancora diverse testimonianze del conte: il castello, la villa da lui costruita, che era un sogno di quando era bambino, avere il castello delle fate, e se l'è costruito. La strada per raggiungerselo. Pensiamo alla strada Regina Margherita, adesso non immaginiamola come la vediamo adesso, che comunque passa tutta la fora del Clapiat. Aveva praticamente, prima c'era un sentiero, aveva fatto una strada per passare con una carrozza, fatto i posti di telegrafo ai tempi, e aveva creato una foresta con svariate migliaia di varietà di piante. Nella parte alta dell'Arzino si può praticare il canyoning. Adesso si sta sviluppando tantissimo, oltre alla balneazione classica c'è proprio il canyoning, ci sono delle associazioni che lo fanno praticare. Ad Anduins c'è l'arrampicata. Abbiamo una delle falese più belle della regione, che avvicina appassionati anche dall'estero. Le camminate sono, diciamo, all'ordine del giorno in Val d'Arzino. Essendo una valle prealpina, non ha climi estremamente rigidi, quindi sia d'estate che in inverno si può tranquillamente praticare il trekking. Ad esempio, il luogo dove ci troviamo in questo momento, siamo sul monte di Anduins, esattamente in Montadalt. Si può raggiungere tranquillamente o in macchina o anche a piedi attraverso una bellissima mulattiera che nel 2022 compierà 100 anni. E in cima, alla fine di questa mulattiera, oltre i borghi dove ci troviamo, c'è anche una chiesetta votiva, inaugurata nel 1946 per sciogliere un voto. Praticamente durante la Seconda Guerra Mondiale il paese di Anduins sarebbe dovuto essere bombardato in quanto ritenuto covo di partigiani, e la popolazione di Anduins ha fatto un voto alla Madonna della Neve e ha chiesto che il paese venisse risparmiato. Questo è successo. Nel 1946 è stata inaugurata la chiesa. Tutti hanno contribuito alla costruzione. Ci troviamo sulla mulettiera che da Anduins sale alla chiesetta della Madonna della Neve, mulettiera fatta all'inizio degli anni 20 e interamente in ciottolato. E dalla mulettiera dopo abbiamo realizzato quello che è il Troy des Asins, un sentiero voluto per ricordare il percorso fatto dai nostri emigranti in giro per il mondo. Il Troy des Asins della chiesa collega la Mare dal Friul, un monumento dedicato alla donna friulana.
Saliamo verso la chiesetta della Madonna della Neve, dal quale si vede tutto il panorama con il torrente Arzino che entra nel tagliamento. Ecco la fornace realizzata nel 1946 per produrre la calce che è servita per la costruzione della chiesetta votiva della Madonna della Neve. È rimasta, l'abbiamo voluta ristrutturare come memoria storica di come si faceva una volta. Il sentiero è contraddistinto da due colori, uno giallo e uno blu, che sono i colori della bandiera del Friuli. Il percorso, che inizia a fianco del campanile di Anduin a un'altezza di 400 metri, dopo 3,5 km arriva a un'altezza di circa 850 metri e termina davanti al monumento alla Mare del Friul, monumento voluto dai ragazzi di Anduin, dedicato alla donna friulana. Forse tante volte era più facile fare l'emigrante e andare via che non rimanere qui a gestire la famiglia, a gestire la casa, tutto quello che c'era, quindi un ricordo a quelle donne che hanno sostenuto e costruito il Friuli che abbiamo oggi. Accanto abbiamo voluto realizzare una rosa dei venti nel 2016, nell'anniversario del terremoto che nelle nostre valli ha fatto tanti danni, ma che a seguito di quel terremoto comunque c'è stata una ripartenza, una ricrescita del territorio della Val d'Arzino.